A Roma, in presenza di tanti delegati agrigentini e del vicepresidente del Consiglio nazionale Rino Lamendola, si è svolta l'8ª edizione del Congresso nazionale degli architetti sul tema Abitare il paese, città e territorio del futuro prossimo. Contestualmente, ancora a Roma, si è riunito in seduta straordinaria l'Ordine degli Architetti di Agrigento, le interviste al presidente Alfonso Cimino e a Pietro Fiaccabrino, presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo. Io oggi, lo devo dire a chiare lettere, registro un asse forte Agrigento con il Consiglio nazionale grazie a una rilanciata e forte sinergia che questo Consiglio dell'Ordine in maniera unanime, e si è visto dalle dichiarazioni di tutti i consiglieri, hanno espresso nei confronti del lavoro svolto da Rino Lamendola all'interno del Consiglio nazionale e dei temi congressuali, perché attraverso il rilancio del settore dei lavori pubblici con il correttivo degli appalti che sono gli argomenti fondamentali di questo congresso, perché laddove si parla di qualità del progetto sicuramente si parla di concorsi, e oggi il rilancio dei concorsi è fatto grazie a questo Consiglio nazionale, grazie a questo Dipartimento dei lavori pubblici retto da Rino Lamendola. Noi non possiamo più continuare a doverci parlare a dorso sulle criticità della città e della provincia, ma gli architetti di un percorso che hanno fatto da un anno a questa parte vogliono lanciare un allarme forte. Basta con le chiacchiere. Dobbiamo sederci tutti quanti attorno a un tavolo per rilanciare la nostra città di Agrigento, per rilanciare l'intera provincia. Noi abbiamo redatto con i delegati, che ringrazio tantissimo, al Congresso nazionale, gli architetti agrigentini hanno redatto un documento che parte integrante del documento condiviso dalla consulta regionale degli architetti, e sabato anzi sarà discusso a Roma, portato a Roma, dove si parlerà di centri storici, di infrastrutture e dove si parlerà di fasce costiere. Per cui un ringraziamento innanzitutto al Consiglio nazionale per essere continuamente presente ad affrontare le tematiche, e poi rinnovare il ringraziamento a Rino Lamendola e ad Alfonso Cimino per il grande entusiasmo con il quale portano avanti tutte le tematiche attuali e future anche nella professione, e coinvolgendo tutti in questo entusiasmo. È stato veramente un privilegio, un piacere.